Posso solo dire che l'assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire solamente proprio per 5 minuti prima dell'udienza e quindi non sono a conoscenza di ulteriori fatti specifici, insomma. Domani mattina dovrebbe essere comunicata l'ordinanza del giudice in ordine alla richiesta di misura cautelare in carcere che è stata richiesta dal pubblico ministero. Dino Ramponi, come il fratello Franco, ha fatto scena muta davanti al giudice per le indagini preliminari durante l'interrogatorio di convalida del fermo avvenuto nel carcere di Montorio a Verona, dove si trovano dopo la strage dei carabinieri. Il suo legale Fabio Porta ha detto che il suo assistito non era in casa quella notte ma a lavorare nei campi al momento dell'esplosione che ha distrutto il casolare uccidendo 3 militari dell'Arma. Il giudice nelle prossime ore si pronuncerà sulla richiesta di convalida della misura cautelare in carcere richiesta dal pubblico ministero che segue le indagini. Anche Franco Ramponi si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Dal suo avvocato nessun commento all'uscita del carcere di Montorio. Non dico nulla. Anche questo, avvocato. Ha parlato o no? Solo questo? Non dico nulla, mi dispiace. Ma è dispiaciuto umanamente per i 3 carabinieri morti? Assolutamente sì. Per la sorella Maria Luisa Ramponi, ricoverata in coma e intubata in terapia intensiva all'ospedale Borgo Trento, è stato convalidato l'arresto. La donna non sarebbe in pericolo di vita. È stata lei ad azionare l'innesco che ha fatto saltare in aria il casolare. I 3 fratelli Ramponi sono accusati di strage, resistenza pubblica ufficiale e detenzione di armi. Nelle scorse ore è stata eseguita invece l'autopsia sui corpi di Marco Piffari, Valerio Dapprà e Davide Bernardello. I 3 carabinieri rimasti uccisi sarebbero morti per traumi da schiacciamento. Sono invece stabili le condizioni dei 3 carabinieri ancora ricoverati negli ospedali veronesi.